Cosa pensa quando vede queste immagini? Ma devo dire, cosa pensa poi del ritorno a Forza Italia anche da infatti, loro? devo dire, seguo con grande imbarazzo e molta preoccupazione questa discussione che stiamo facendo. Ci dica, non perché? tanto per il tenore, per la discussione stessa. Dico, credo che agli italiani dell'elezione da Santanchè non importi assolutamente niente. Vabbè, ma ci siamo detti non credo che sia questo il problema. Cioè, abbiamo un'Italia in ginocchio e un governo che non decide, un governo del rinvio e che non assume responsabilità, un governo che rinvia l'IMU, che rinvia l'aumento dell'IVA, che rinvia l'acquisto degli F-35. Cioè, i cittadini italiani vogliono sapere cosa devono fare per arrivare a fine mese. Non gli importa nulla del fatto che il vicepresidente della Camera sia da Santanchè o sia qualunque altra persona. Se il governo è in grado di assumere responsabilità lo faccia. In caso contrario credo che debba trarne le conseguenze. Non sarà la lite sulla Santanchè a risolvere i problemi degli italiani. Per questo le dico con molta franchezza, è una discussione che non mi appassiona ma mi preoccupa profondamente. Al ritorno di Forza Italia, comunque adesso alla figura di Silvio Berlusconi, all'eterno dibattito sulla giustizia, ma come lì vi ponete? Anche perché diciamo che un po' il bagaglio culturale dell'IDV lo ha recepito molto il Movimento 5 Stelle, per cui cosa sono loro dei possibili alleati? Devo dire, il Movimento 5 Stelle rispetto all'elettorato del Movimento 5 Stelle mi ha deluso profondamente l'azione politica che il Movimento 5 Stelle sta facendo in Parlamento. Noi dell'Italia dei Valori in Parlamento facevamo battaglie serie, dure, stavamo lì a lottare prima contro Berlusconi, poi contro il governo Monti, probabilmente siamo anche fuori dal Parlamento per le battaglie che abbiamo fatto, sia all'interno delle istituzioni sia fuori dalle istituzioni. Ingroia non è più in discussione. Volevo completare, il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha favorito la rielezione al governo, il ritorno al governo di Silvio Berlusconi. È una responsabilità enorme che si è assunto il Movimento 5 Stelle. Io spero che torni sui suoi passi il Movimento 5 Stelle, perché così ha deluso gli italiani e gli impegni che aveva preso. Secondo lei avrebbe dovuto fare l'accordo col centro-sinistra? Certamente sì. Dico, se si è posto come governo anti-berlusconiano e contro la destra, evidentemente avrebbe dovuto favorire un governo diverso. Non lo ha fatto e credo che se ne debba assumere la responsabilità. Io mi auguro che torni sui suoi passi e cominci ad agire seriamente nell'interesse degli italiani. Ma non si discute nel nostro Paese del fatto, e si cercano risorse, si deve abbassare la pressione fiscale ma non si sa dove prenderle. C'è un valore preciso, 60 miliardi di euro vale la corruzione, 120 per non parlare dell'evasione fiscale, 120 miliardi di euro vale l'evasione fiscale. Ora, o nel nostro Paese si cambia cultura, e cioè si passa dalla cultura dello scudo fiscale alla cultura della lotta all'evasione fiscale, oppure non ha senso discutere. È inutile gioire per 1,5 miliardi. Io invece al contrario piango per il fatto che ci sono 120 miliardi nelle tasche degli evasori fiscali 160. In Italia, 160. Corte dei Conti. Che è la Corte dei Conti che lo dice. È inutile discutere del 1,5 miliardi. Discutiamo dei 160, andiamoli a prendere la tasca degli evasori. È un fatto culturale, ecco perché dico che alla fine le larghe intese non portano assolutamente a niente, ma solo a uno stallo per il Paese. Quando nel decreto del fare l'unico abbassamento di tasse è quello delle tasse sulle imbarcazioni di lusso, invece di pensare leviamo 800 euro a chi ha una barca di lusso, anziché abbassare i bolli auto ai cittadini che ci vanno a lavorare, la dice lunga sul fatto... Quello era per il mercato della nautica. No, ma il mercato della nautica vai a recuperare, perché poi in ogni norma finanziaria devi da un lato togliere, da un lato trovare le risorse, e le trovi un altro anno aumentando le accise sui carburanti. Francamente la dice lunga proprio sull'impostazione culturale. C'è un governo che non vuole affondare nei problemi le cose, ma vuole al contrario trascinare avanti la situazione in una situazione di stallo incredibile. I cittadini non ce la fanno più andare avanti. Italiano vada certamente migliorato. Perché il partito di Di Pietro, non so se abbiamo Di Pietro che si toglie la toga. Abbiamo fatto grandi battaglie. Possiamo vederlo l'immagine, perché diciamo che da quel momento in poi... Posso dire comunque... No, voglio vedere Di Pietro e poi dopo la parola. 1994 fu un momento storico della nostra... Di Pietro, a seguito di indagini che lo riguardavano, decise di lasciare la magistratura, lo fece in modo, diciamo, spettacolare. Un momento emotivamente coinvolgente, perché per uno che ha annunciato le dimissioni, che si è dimesso in questo momento alle 5 meno un quarto del 17, alle 16:45 del 6 di dicembre, ecco, Di Pietro che si toglie la toga per rimettersi la cravatta, tra virgolette, civile, è un momento che, ecco, personalmente ci dà una certa emozione, è quasi il gesto simbolico di una persona che lascia la magistratura.
Bruno Vespa, mi sembra, Messina. Sì, sono emozionanti e questo denota la differenza culturale rispetto a quello che si pensa della giustizia. Dicevo, la giustizia italiana certamente va migliorata, vabbè, ognuno la pensa come vuole, poi bisogna difendersi nei processi e credo che Di Pietro sia stato il primo a dimettersi da ministro senza essere parlamentare per difendersi nei processi ed è stato assolto in tutti. Questo credo che sia una cosa seria da fare. La giustizia italiana va migliorata, ma va migliorata anche dando gli strumenti alla giustizia italiana per funzionare bene. Bisogna dare gli strumenti alle forze dell'ordine per poter fare le indagini. Quindi maggiori sicuramente risorse, dopodiché i tempi della giustizia, cioè sia civile che penale, devono essere certamente ridotti. Non è normale che oggi la notizia del giorno sia ancora le dichiarazioni di Riina e la trattativa Stato-mafia. Noi abbiamo fatto una grande battaglia all'interno del Parlamento e fuori dalle aule parlamentari con l'Italia dei Valori per cercare verità e giustizia su una tragedia nazionale come quella dell'uccisione di magistrati e di forze dell'ordine a tutela dello Stato. Ancora oggi, dopo 30 anni, aspettiamo verità e giustizia. È chiaro che è un sistema giudiziario che non funziona e che va migliorato. Detto questo, però, le risorse ci vogliono, non si fa sottraendo le risorse e migliorare la giustizia. Detto questo, poi la concezione di giustizia è diversa tra chi rispetta la magistratura e i processi e chi al contrario li aggredisce. Non è normale in un paese civile che una persona che viene sottoposta a indagine, che viene messa sotto processo, sotto casa sua autorizzi delle manifestazioni di solidarietà per una condanna che ha ricevuto. Venga processato, continui il suo processo in secondo e in terzo grado, se Berlusconi verrà assolto saremo felici di sapere che sarà stato assolto, ma in caso contrario non credo che vada aggredita la magistratura perché sta facendo il suo dovere. O noi pensiamo a una giustizia che deve fare il suo dovere e non a fasi alterne, quando mi conviene funziona la giustizia, quando pensa che al contrario abbia torto la giustizia non va bene, non è così che riusciamo a raggiungere nel nostro paese una democrazia compiuta.